L'anno del futsal italiano si chiude al Palasele di Eboli con la 14ª giornata del campionato di Serie A. Due squadre di fronte che quest'anno nel 2023 hanno vissuto gioie grandissime. La Fel di Eboli con la vittoria dello scudetto prima e della Supercoppa poi, e la L84 con la vittoria della Coppa della Divisione. Buonasera e benvenuti a tutti voi. Tutto questo è Fel di Eboli L84. Diamo subito lettura delle due formazioni. Per gli ospiti dell'L84 5 Rescia, 6 Tuli, 7 Fortini, 10 Ossico, 11 Yamol, 14 Schettino, 17 Cuzzolino, 18 Cocco, 19 Pasculli, 22 Tondi, 66 Pazzetti, 69 Russo. L'allenatore Pagniccia. Invece per i padroni di casa della Feldi, numero 3 Dalcin, 4 Degan, 7 Caponigro, 8 Patias, 9 Liberti, 10 Nicolodi, 11 Calderolli, 13 Braga, 17 Montefalcone, 21 Marinovic, 22 Galliani, 24 Restaino. L'allenatore è ovviamente Salvo Samperi. Presentiamo anche che quella che è la terza squadra di questo incontro, ovvero quella arbitrale, capitanata dal signor Pezzuto di Lecce, con lui il secondo arbitro, il signor Loprete di Catanzaro. Al crono c'è il signor Ugo Ciccarelli di Napoli. Vediamo i quintetti per la L84. Tra i pali c'è Tondi, con lui Rescia, Coco Wellington, Tuli e Ossico. Risponde la Feldi con Carlos Dalcin tra i pali, Calderolli, Ale Patias, Nicolodi e Liberti. Secondo posto in classifica per la L84, che è stata agganciata ieri dalla Meta Catania. Feldi che invece attualmente, con questa partita da giocare e con il recupero del minuto e poco più di Sala Consilina, occupa l'8º posto a 21 punti. Con una vittoria la Feldi andrebbe al 4º posto a 24, così come il Napoli. L'84 invece, vincendo, resterebbe al 2º posto in maniera solitaria. Si parte adesso. Fel di Eboli L84. Calderolli per Ale Patias, Liberti chiede subito pressione ai propri giocatori, mister Pagniccia. Nicolodi, la prima alla Palasele per lui. Liberti supera Tuli, finisce giù il giocatore della Fel di Eboli. Nessun fallo secondo gli arbitri. Coco Wellington per Tuli. Rescia la lascia scorrere per José Antonio Garcia Gonzalez Ossico, ex Feldi, così come Tuli, che adesso prova ad andare in verticale, la tocca Nicolodi, che poi riesce a servire Patias. Alla fine Dalcin ancora per Ale Patias. Pressione vincente portata da Rescia, rimessa laterale, già battuta dall'L84. Rescia alza il pallone e calcia fuori il suo tentativo. Primo squillo del match dopo 57 secondi. Ancora pressione alta dell'L84. Liberti guida il pallone, poi lancia lungo col destro. Alza il pollice Patias, che non è riuscito ad arrivare su questo lancio. Ossico verso Coco Wellington, lo chiude Calderolli. Avanza palla al piede Dalcin, poi passaggio troppo potente verso Liberti. Rimessa laterale per gli ospiti. Feldi dell'84 che si sono già incontrate in questa stagione nella finale di Supercoppa di Leini, con la Feldi che ha conquistato il trofeo. Palla in avanti di Coco Wellington, esce Dalcin e spazza via in rimessa laterale.
pronto a battere Coco Wellington, lo scambio con Rescia, in avanti poi il pallone per il tiro di Tuli in due tempi dal Cin. Buon inizio dell'L84. Liberty, Calderolli in avanti verso Nicolodi, controlla il pallone Tondi che poi ci mette un po' troppo per controllarlo ed è costretto a buttarlo via in rimessa laterale. Batte Calderolli dentro, lontana Maxi Rescia. Calderolli si affida al Cenna, lontana la difesa dell'L84, altra rimessa laterale. Liberty, tocco per Dalcinna, cerca Pattias, Tondi padrone della propria area di rigore, va a bloccarla Coco Wellington per Ossico, chiede palla a Tuli, vediamo se punta Nicolodi, no, ricomincia da Rescia. Si accentra Ossico, arriva il raddoppio, poi col tacco trova Tuli, palla dentro per Coco Wellington, va sul mancino Coco e poi mette una palla tesa al centro dell'area dove non c'era nessuno dei suoi compagni. Può lanciare dal Cin lungo verso Pattias, ci arriva Tondi, allora Ossico, Coco Wellington, pallone sporcato da parte di Pattias. Cuzzolino, Maxi Rescia, ancora Cuzzolino, duello tra Tuli e Calderolli, ultimo tocco del giocatore dell'L84. Primi cambi dentro Marinovic e Braga per la Feldi, pronto ad entrare anche Galleani. Liberty, Marinovic, Nicolodi, Marinovic, Braga, Liberty, va sul mancino Liberty, non calcia, trova comunque una deviazione sul passaggio. Palla per Dalcenna, Nicolodi, Marinovic, punto a Cuzzolino, ancora Marinovic, indietreggia, non può servire Dalcenna, allora si accentra Marinovic, tocco per Braga, Braga con spazio, Salvatondi, aveva lavorato bene il pallone la Feldi, in particolar modo Marinovic. Chiedevano un blocco irregolare i giocatori dell'L84. Può battere adesso Marinovic, palla dentro, intuisce Ossico che fa ripartire i suoi, Cuzzolino, tocco per Rescia che calcia dopo il rimbalzo del pallone sul parquet, non colpisce benissimo. Risale il campo la Feldi, Liberty, palla dentro, non si intende con Braga. È laterale, battuto da Cuzzolino. Ossico, pressato da Liberty, Cuzzolino, palla nella zona presidiata da Braga che tocca per Dalcenna.
Dalcin calcia di punta, ha toccata Tondi. Altro intervento importante da parte di Tondi. Adesso palla alzata per il tiro stupendo di Lucas Braga, passa in vantaggio la Feldi Eboli dopo 5 minuti e 3 secondi di gioco con il tiro al volo di Lucas Braga. Bellissimo davvero il tiro di Braga, con tanto di bacetto al palo. Cinque minuti con poche emozioni. Ci ha pensato Braga ad inaugurare il match con questo tiro al volo e il vantaggio per la Feldi di Salvo Samperi. Rilancio intanto di Dalcin che finisce in porto, ovviamente non è gol, quindi può rimettere in gioco il pallone Tondi. Fortini, Rescia prova il cambio lato, c'è solo Dalcin lì, serve Restaino, pallone che è uscito. Cuzzolino, Fortino, Cuzzolino in avanti, esce Dalcin per anticipare Fortini. Pazzetti, Cuzzolino disturbato da Restaino che guadagna rimessa laterale sull'errore Leandro Cuzzolino. Dalcin sempre molto coinvolto in fase di manovra, supera la metà campo. Marinovic, Restaino, ancora Marinovic, si accentra Dario Marinovic, quella tocca per Galliani, si unisce al gioco Braga che si protegge da Cuzzolino, poi scarica all'indietro su Marinovic. Restaino, ancora Marinovic, si accentra il croato, trattenuto vistosamente da Tuli che viene richiamato dall'arbitro e vediamo il tutto. (13:30) all'intervallo, conduce per 1-0 la Feldi Eboli circa un minuto e mezzo fa. Il gol che ha sbloccato l'incontro, quello di Lucas Braga. E adesso i rossoblù hanno a disposizione questo calcio di punizione. Dario Marinovic, rincorsa lunga, calcia Marinovic. Tondi coi piedi in calcio d'angolo, vuole battere velocemente Galliani proprio per Marinovic che la lascia scorrere verso Carlos Dalcin. Braga, l'indietro da Marinovic che non vuole rischiare, mette il pallone in rimessa laterale. Batte Cuzzolino dopo un piccolo siparietto con Marinovic. Tuli, il tocco per il tiro col destro di Coco Wellington che riporta in parità il punteggio, anche lui con tanto di bacetto al palo. Nuova parità al Palassele, 1-1 il gol di Coco Wellington. Il lavoro di Tuli e poi il gol di Coco Wellington per l'1-1. Feldi in possesso con Restaino. Braga,
Restaino in avanti, la lascia scorrere Cuzzolino. Tondi per Tuli. Cuzzolino praticamente sulla linea di porta. Ancora il 17. Tuli si allunga e tiene il pallone in campo, pressato da Marinovic. Cerca Fortini, chiude Braga, la possesso è ancora dell'L84. Coco Wellington. Fortini, Coco Wellington col mancino. Questa volta viene murato. Cuzzolino, Coco Wellington. Tuli, trova Fortini. Cuzzolino, calcia col mancino, palo. E poi Coco Wellington, calcio d'angolo. Vicino al gol Cuzzolino. E ha colpito il palo col mancino. Ancora il 17. Fortini. Dal Cena allontana col piede destro. Cuzzolino, tocco per Fortini, chiuso da Marinovic. Rimessa laterale per i piemontesi. Palla in avanti, la sporca Patias. Pallone che stava per diventare buono per Coco Wellington. Restaino, Patias con calma all'indietro da Galliani. Calderolli. Ancora l'11. Galliani. Calderolli, puntare Ossico, il tocco poi su Patias. Giro palla prolungato da parte della Feldi. Patias, Galliani si accentra, poi scarica su Calderolli, subito in avanti per Patias, il tocco per Galliani, libera il mancino sull'esterno della rete. Ossico, Coco Wellington, cambia lato ma capisce tutto Patias. Allora Decio Restaino è solo contro tutta la difesa dell'L84, prova il tiro di punta, finisce al lato. 10-11 all'intervallo, 1-1 il punteggio, il vantaggio di Braga, il pareggio di Coco Wellington. Duello 3-10 tra Nicolodi ed Ossico. Rimessa laterale L84. A batterla con calma Cuzzolino. Si fa vedere Ossico che riceve. Stisola contro Patias. Adesso si accentra Ossico. Serie di deviazioni e calcio d'angolo. Cuzzolino dentro, Calderolli col petto. Nicolodi per Patias. Deviazione, calcio d'angolo. Era partito Nicolodi, il tocco poi per Patias. Calcio d'angolo. Altra palla alzata, calcia Patias di controbalzo, poi Calderolli, arriva l'uscita di Tondi, il pallone però rimane lì, Nicolodi salva, Maxi Rescia. Rivediamo il tentativo di punta di Nicolodi, brava a coprire la porta Rescia. Calderolli.
scambia con Liberty, chiede palla Patias, non viene accontentato, riceve adesso da Liberty, Calderolli, Liberty, Nicolodi, ancora Liberty, perde il pallone, allora Cuzzolino, trova Jamul, chiuso da Douglas Nicolodi, poi il tocco per Liberty, arriva Ossico che è anche l'ultimo a toccare. Liberty calcia Patias, altra rimessa laterale. Nicolodi riceve da Liberty, Patias, duella con Maxi Rescia, ultimo tocco del numero 5 dell'L84. Liberty prova a superare Jamul, non c'è fallo, quindi semplice rimessa laterale per l'L84. Tuli, la palla in lungolinea per Jamul che la tiene, ma secondo l'arbitro il pallone varcato la linea laterale. Ora può gestire un altro possesso la Feldi con Liberty. Anticipo di Rescia su Patias, salva il pallone Ossico che va a schiantarsi nei cartelloni pubblicitari, ma perché ha subito un fallo. Questo è quello che dice l'arbitro. Primo fallo dell'incontro commesso dalla Feldi, uno commesso anche dall'L84. Rescia, Ossico in avanti, la lascia scorrere Calderolli, sale palla al piede dal Cenna, Calderolli si accentra, Calderolli, deviazione e Tondi blocca agevolmente il pallone. Jamul, inizia il rimpallo, ancora Jamul, chiuso da Calderolli. Liberty, Patias, Calderolli calcia, respinge Tuli, allora dal Cenna, Nicolodi prova a tagliare in due la difesa avversaria con questo passaggio, c'è stata deviazione, calcio d'angolo già battuto, il mancino di Nicolodi, Tondi a metterla in angolo, ha calciato in maniera davvero potente Nicolodi, attento Tondi, palla alzata adesso per Liberty, ultimo tocco di un giocatore della Feldi, vuole time out mister Paniccia. Rescia, Coco subisce il fallo di Patias, poi rimane giù l'esperto giocatore dell'L84, lo aiuta a rialzarsi alle Patias. Time out chiesto da Paniccia con 7:06 da giocare. Stiamo osservando qui dalla nostra postazione mister Paniccia che con la lavagnetta
facendo vedere ai propri giocatori i movimenti da eseguire soprattutto in attacco. Non tantissime le occasioni da gol in questa partita, tant'è vero che i 2 gol siglati da Braga e Coco Wellington, ovvero sono 2 gioielline, un tiro al volo di Braga, ha toccato anche il palo, un destro invece potente dalla distanza da parte di Coco Wellington, anche in quel caso con il tocco sul palo. Rientrano in campo le squadre, riprende il gioco con l'L84 in possesso. Fortini, Brescia alza il pallone, Coco Wellington col destro, colpisce male. Pronto a battere la rimessa dal fondo dal Cinna su Galliani. Marinovic, Nicolodi prova ad andare in avanti, si prende il pallone Tuli che poi sterza, Tuli col destro dal Cenna. Bella sterzata da parte di Tuli, poi destro potente ma centrale. Batte proprio Tuli, palla alzata, Fortini al volo, salva Galliani sulla linea di porta, poi Coco Wellington, tocca ancora Galliani, dal Cinna allontana ma il pallone era già uscito. Sempre Tuli a battere, colpisce male, allora rimessa dal fondo per Dalcenna che va subito in avanti su Braga, trattenuto da Tuli, fallo e credo anche giallo. Tuli che francamente era già stato graziato in precedenza sulla trattenuta da dietro su Pattias. Primo monito del match Tuli. E calcio di punizione, la zona centrale da distanza ravvicinata per la Feldi. Schiera subito in campo gli arcieri, Pattias, Marinovic, Nicolodi e Galliani. Discutono sul da farsi i giocatori rossoblù. Rimangono sul pallone, anzi rimane sul pallone il solo Marinovic, alla sua destra Nicolodi, alla sua sinistra Pattias, in mezzo all'area Galliani. Marinovic per Galliani che agisce da difensore in questa circostanza, non riesce a ribadire in rete. Aveva preparata molto bene la Feldi, Galliani è andato col mancino e l'ha buttata fuori, forse col destro avrebbe fatto gol, chi lo sa. Si continua a giocare, Braga, Nicolodi ancora col mancino, pallone che attraversa tutta l'area di rigore. Se la ride Marinovic con Coco Wellington per un contatto lì in mezzo all'area. Tuli, fallo di Marinovic, tutta la panchina dell'84 chiede il giallo. È arrivato in ritardo Marinovic. Adesso discute al signor Pezzuto.
Batte Coco Wellington, una verticale su Tuli, protegge il pallone Tuli. Altro fallo di Marinovic che questa volta verrà sicuramente ammonito. Come nel caso di Tuli, la prima volta è stato graziato Marinovic, sulla seconda non lasciano passare gli arbitri. Quarto fallo commesso dalla Feldi, 5:40 all'intervallo. Calcio di punizione affidato a Cuzzolino. Cuzzolino dal Cenna, poi subito in avanti verso Restaino, protegge il pallone proprio Cuzzolino che si scontra con Restaino, arriva Fortini a far su il pallone, allarga per Tuli, prova ad accentrarsi Tuli, capisce tutto Calderolli che riparte, è solo contro la difesa schierata dell'L84, infatti sterza e con calma va da Restaino. Braga, Calderolli, tocco di Coco Wellington, calcio d'angolo. Calderolli la alza, arriva Ossico prima di tutti dopo una deviazione. Coco sul destro, Coco Wellington, tocco di Braga e poi dal Cenna. Ovviamente non è un passaggio volontario quello di Braga, poi non si intendono Dalcini e Galliani. Allora subito Maxi Rescia. Ossico, si accentra Ossico, poi la tocca su Cuzzolino. Coco Wellington, Ossico, si accentra, calcia, non riesce ad allontanare la Feldi, ancora Ossico. Cuzzolino spara addosso a Decio Restaino, il possesso è ancora dell'L84. Ossico si isola contro Braga, tocco per Cuzzolino con un po' di spazio, Cuzzolino si allunga dal Cenna per metterla in angolo. Grande parata da parte di Carlos Dal Cenna. Ancora Cuzzolino, vuole time out Samperi, lo ottiene. 3:51 all'intervallo, Feldi Eboli 1, L84 1, il gol di Braga e poi quello di Coco Wellington. Secondo ed ultimo time out di questa prima frazione di gioco, poi 3:51 da vivere tutti d'un fiato qui al Palasele per la 14ª giornata di Serie A. Catechizza i suoi Samperi, time out molto più calmo, se così si può definire, invece dall'altro lato tra Paniccio e i suoi. Rientrano in campo le due squadre, il gioco riprenderà, la rimessa dal fondo, anzi rimessa laterale per la Feldi, che batte adesso Calderolli. Dalcin, lancio lungo, Tondi anticipa Patias, poi Liberti a duellare con Rescia che finisce giù, recupera il pallone Liberti, Liberti col mancino, salvo Sico, poi Liberti a contendere il pallone che era già tra le mani di Tondi, commette il fallo, il quinto.
3:30 ed un altro eventuale fallo porterebbe l'L84 sul dischetto del tiro libero. Ossico, punto Ossico, va col destro, ultimo tocco di Calderolli. Adesso ovviamente viene chiesto ad Ossico di puntare di più per cercare di guadagnare il sesto fallo. Cuzzolino si accentra, la tocca per Rescia. Ossico va col destro, Ossico centrale, la blocca Dalcin, che poi va subito lungo verso Patias. Patias col petto, spacca la traversale Patias. Controllo stupendo col petto e tiro al volo che non trova fortuna, colpisce la traversa. Vicino alla Feldi al 2-1. In precedenza anche l'L84 col palo colpito da Cuzzolino. Un legno per parte e quindi parità anche per quanto riguarda questa particolare statistica. C'è un'ammonizione sulla panchina della Feldi, Caponigro. Per proteste nei confronti dell'arbitro. Le squadre giocano, ma l'arbitro sta segnalando l'ammonizione al cronometrista. Ossico non supera Patias ma guadagna rimessa laterale. Tuli, Cuzzolino, Ossico, ancora Cuzzolino, colpisce Marinovic, il pallone che arriva a Liberti, poi Dalcin. Marinovic, Patias è a due addosso, riesce a scaricare nuovamente su Marinovic. Calderolli non riesce a liberare il destro, continua il possesso Patias col mancino Patias, al centro dell'area c'è il solo Cuzzolino. Tuli, eccolo Cuzzolino. Ossico contiene Liberti. Lancio lungo di Dalcin, di nuovo sul petto di Patias, si mette spalle alla porta. Patias chiude Cuzzolino, rimessa laterale, 75 secondi all'intervallo. Marinovic dentro, Patias non riesce ad impattare come voleva. Tuli, 1 contro 1 con Calderolli. Tuli col destro, pallone che finisce larghissimo. Calderolli, Liberti, arriva a chiudere Ossico. Calderolli subito verso Patias, che non si aspettava questo pallone e infatti non ci arriva. Ossico cerca e trova Fortini, e a due addosso, lo chiude Calderolli, poi Liberti vince il duello e il contrasto
con Osico e ricomincia da Dalcin. Marinovic, dentro Calderolli, Patias, sponda di Calderolli, puntata di Patias a 28 secondi dall'intervallo, si riporta in vantaggio la Feldi Eboli con il gol di Ale Patias. Si allunga Calderolli per giocare di sponda e Patias non ha bisogno di controllarlo questo pallone, spara di punta e trova il varco giusto per punire Tondi e per riportare in vantaggio la Feldi. Che può chiudere il primo tempo in vantaggio. Fortini invece aveva idee contrarie, il suo tiro non ha trovato però fortuna. Lancio lungo di Dalcin, nuovamente sul petto di Patias che non tocca Cuzzolino, che riparte, vediamo se riesce a calciare alle 84, palla dentro, incredibile, a 8 decimi dall'intervallo trova il pareggio l'L84, palla dentro di Osico e Maxi Rescia con l'interno piede la mette alle spalle di Dalcin per il 2-2. E si chiude così la prima frazione di gioco al Palasele. Feldi Eboli 2, L84 2. Partita davvero emozionante, ci prendiamo una piccola pausa anche noi, a risentirci tra pochissimo con il secondo tempo. Bentornati in diretta dal Palasele di Eboli, ultima del 2023, 14ª giornata di Serie A. Feldi Eboli L84 2-2 dopo
la prima frazione di gioco, tante emozioni, il gol di Braga in apertura, la risposta di Coco Wellington, poi a 30 secondi dal termine il gol di Patias che vedeva la Feldi proiettata a chiudere la prima frazione in vantaggio, invece a 8 decimi dall'intervallo è arrivato il gol di Maxi Rescia per questo parziale di 2-2. Riprende adesso la partita, primo possesso della ripresa L84, Tuli, pallone subito recuperato da Patias, chiede palla in avanti Calderolli, col petto trova la deviazione di Coco Wellington. (1-2) tra Coco Wellington e Fortini, avanza Fortini, Fortini col mancino, serie di deviazioni, alla fine calcio d'angolo. Riammonito Nicolodi, che non ha lasciato battere il calcio d'angolo. Si deve ancora aspettare per battere. Può farlo adesso Tuli, tiro di prima intenzione di Coco Wellington che spara alto. Galliani, Calderolli non controlla bene, deve spazzare via, controlla male anche Maxi Rescia che regala la rimessa laterale. Non lasciano battere velocemente Galliani, giocatori sulla panchina dell'L84, protesta il numero 22. Volevano lo stesso trattamento ricevuto da Nicolodi, non è dello stesso avviso l'arbitro. Dalcin, Galliani, Nicolodi, ancora per Galliani, Patias si allaccia con Coco Wellington, ci pensa sull'arbitro, alla fine arriva il fischio. Rivediamo il tutto. Coco Wellington che butta giù proprio Patias. Ora l'ingresso dello spazzolone Patias acconsentito dall'arbitro. Approfitta di questa piccola pausa Patias per organizzarsi coi compagni per questo calcio di punizione. Patias, Nicolodi, pallone che non trova lo specchio della porta. Nicolodi in avanti per Patias, cambio lato per Galliani che riporta in vantaggio la Feldi, l'assist di Patias e il gol di Pierluigi Galliani. Pallone che passa sotto le gambe di Tondi e per la terza volta in questa partita la Feldi è in vantaggio. Questa volta il gol di Galliani, costretta nuovamente a rincorrere l'84, ci prova subito con Tuli,
Destro di Tuli, blocca facilmente Dalcinna. Calderolli, si fermano i giocatori della Feldi, che c'è un problema per Calderolli. Però rimane in campo, pallone restituito alla Feldi, ma già recuperato dall'L84. Maxi Rescia, Tuli, Fortini alza il pallone e trova Rescia, non riesce il 5 a superare Calderolli, che poi si alza il pallone e lo butta fuori. Coco non riesce ad avere la meglio fisicamente su Calderolli, che protegge l'uscita del pallone. Patias, Nicolodi, ancora Nicolodi, Coco Wellington, Rescia, lancio di Tondi, direttamente in out. Dalcinna, Galliani, comincia a Calderolli, Nicolodi, non può servire Dalcinna, ingenuamente lo fa Nicolodi, fortunatamente non c'entra lo specchio della porta e quindi regala calcio d'angolo. L'L84 ha rischiato tanto Nicolodi, ovviamente sarebbe intervenuto Dalcinna nel caso in cui il pallone fosse stato indirizzato verso la porta e avrebbe concesso in quell'eventualità il calcio di punizione di seconda. Calderolli, Nicolodi, Patias, ultimo tocco di Rescia. Calderolli, Liberti, si protegge da Osico, ancora Calderolli, Nicolodi, Patias trova la deviazione di Rescia e poi si va a accomodare in panchina. Palla in avanti per Braga, si gira Braga, poi non riesce ad indirizzare bene questo passaggio su Liberti. Osico, scambia con Cuzzolino, poi Rescia di prima. Adesso squadre che si disturbano a vicenda con la pressione alta, difficile trovare varchi. Feldi che adesso si appoggia a Dalcinna, lancio lungo, Tondi, scontro con Liberti, poi calcia male Nicolodi. Si rialza Liberti, riprende il gioco, col possesso L84, Osico,
Pazzetti. Ossico. Cozzolino, un po' di spazio. Corre Pazzetti e arriva la deviazione di Nicolodi, se non erro nella propria porta. Rivediamo il tutto, anzi no, il gol è di Pazzetti. Nicolodi ha bucato l'intervento, ci è arrivato Pazzetti per il 3-3. Sembrava autogol, invece è stato Pazzetti a realizzare il 3-3. Quindi nuova parità qui al Palasele. Trafeldi ed L84 in una sfida che fino a questo momento sta facendo capire di non avere padroni. Ottima palla comunque prima in verticale da parte di Cuzzolino. Bravo Pazzetti a correre in avanti ad approfittare dell'intervento non riuscito da parte di Nicolodi. Proprio Pazzetti adesso a rubare il pallone a Liberti, che poi lo trattiene. Fallo. Chiedono il giallo Cuzzolino e Ossico. Trattenuto un po' la palla a Liberti, poi è arrivato Restaino che tra l'altro ha avuto la peggio. (14:30) al triplice fischio. 3-3 Trafeldi L84. Ospiti che gestiscono il possesso con Pazzetti. Cuzzolino questa volta in avanti col destro, legge bene il tutto Liberti che prova a liberare il mancino. C'è stata una deviazione. Marinovic alza il pallone, Braga non calcia ma non lo controlla neanche. Con calma Tuli, batte praticamente sul gong. Cuzzolino, Ossico, Tuli prova a metterla dentro, chiude le gambe Braga, ancora L84. Ossico, Ossico col destro, tocca a Braga, ancora poi la palla dentro da parte di Tuli, non controlla Pazzetti. Marinovic, Decio Restaino che va forte su di lui Tuli, che è anche l'ultimo a toccare. Marinovic prova a partire, lo chiude Cuzzolino, raddoppiato, la perde il 17 dell'84. Prova a dare ritmo alla manovra Decio Restaino. Braga prova ad andarsene, finisce giù, dice il fallo. Giallo per Pazzetti. Bravo
a girarsi Lucas Braga e a guadagnare questo calcio di punizione. Tutti intorno all'arbitro che ancora deve mettere il pallone per terra per poter prendere la distanza. Discutono Patias e Marinovic. Vediamo se proverà uno schema la Feldi o se uno dei due tra Patias e Marinovic cercherà direttamente la porta. Si allontana Patias, sul pallone resta solo Marinovic. Marinovic, tocco per Patias, pallone che prende una strana traiettoria ma finisce sul fondo. Siamo già dall'altro lato con Tuli. Cuzzolino prova a superare Restaino, ancora Cuzzolino, resta con lui il 24 della Feldi che guadagna, rimessa dal fondo. Liberti, non si intende con Braga che aveva tagliato verso il centro. Liberti invece aveva servito il pallone verso la linea laterale. Cuzzolino in avanti su Tuli, anche lui non si intende col compagno anche in questo caso. Rimessa laterale regalata. Calderolli verso Braga, ancora Calderolli, Marinovic, Braga, Rescia lo chiude da terra. Cuzzolino, centro Sico che poi sbaglia il passaggio verso Tuli. Liberti, avanza Dalcin, palla sulla testa di Braga, poi Tondi che va anche a calciare, è rientrato Carlos Dalcin. Liberti, crocchetta su Tuli, ancora Liberti, calcio d'angolo, battuto subito per Marinovic che si mette spalle alla porta. Calderolli, Marinovic la perde, 2 contro 2. Osico chiuso fallosamente da Liberti che viene ammonito. Adesso panchina della Feldi che non protesta tanto per il giallo ricevuto da Liberti, ma più che altro per i modi utilizzati dall'arbitro. Fine tutto risolto, riprende la partita Cuzzolino, tiro di Rescia, blocca Dalcin, poi va subito in avanti su Galliani, recupera la sfera Cuzzolino. Coco Wellington, intercetto da parte di Patias, poi Calderolli, riceve Dalcin, Marinovic per Patias
Calderolli, ancora Pattias, deviazione che favorisce l'intervento di Tondi. Osico a lottare con lui Galliani, arriva anche Rescia. Galliani alla fine riesce a recuperare questo pallone. Calderolli, si accentra Calderolli, tiro potente ma impreciso del numero 11 delle Volpi. Coco in avanti per Fortini, chiuso da Nicolodi, poi dal Cin, senza Fronzoli, la butta via. Rescia, Coco Wellington. Perde per un attimo di vista il pallone Nicolodi, poi Fortini prova il numero sul laterale, gli riesce anche, solo che il pallone ha superato la linea laterale, quindi sarà rimessa per la Feldi. Nicolodi, chiuso, riparte Coco Wellington che si accentra e scarica all'indietro su Rescia. Coco Wellington contro di lui Galliani, Pazzetti chiuso da Calderolli, il pallone rimane lì, arriva dal Cenna che fa ripartire la Feldi. Pattias sul secondo palo c'è Nicolodi, non riesce ad organizzare il passaggio alle Pattias. Nicolodi, Pattias col mancino lo chiude in scivolata Rescia, avanza dal Cin, è la palla per Galliani che non controlla al meglio, poi fallaccio di Pazzetti che finisce sotto la doccia. Intervento duro ed ingenuo di Pazzetti, già ammonito. Rivediamo, intervento che non ha senso, uno perché stava tornando indietro Galliani, due perché sei già ammonito e l'arbitro non può far altro che sventolare il secondo giallo a Pazzetti, che lascia i suoi per 2 minuti in inferiorità numerica, a meno che non arrivi in questi 2 minuti prima il gol della Feldi. E adesso vediamo se riuscirà ad approfittare della superiorità numerica la Feldi. Dovrà difendere con le unghie e con le denti invece l'L84. Attaccano per il rosso-blu Calderolli, Pattias, Nicolodi e Galliani. Ci prova Pattias col mancino, troppa fretta. Si difende invece mister Paniccia, oltre che ovviamente con Tondi, con Rescia, Cuzzolino e Tuli. Galliani non controlla il pallone. Cuzzolino butta via il pallone, anzi no, perché trova Tuli, pallone che adesso è uscito. Marinovic, Calderolli, Calderolli calcia sul fondo. Lancia lungo Tondi, la chiama e la prende dal Cin. Pattias
Calderolli, Marinovic, Patias, Bucatoni e riporta in vantaggio la Feldi. 4-3 per i rossoblù, doppietta di Ale Patias. Ha mosso bene il pallone alla formazione di Samperi, il tocco di Marinovic e come nella circostanza del suo primo gol, tiro di prima di Patias e palla in rete. 4-3 Feldi Evoli. Per la quarta volta passa in vantaggio in questa partita la Feldi. Vuole subito rispondere l'L84. 1-2 tra Ossico e Rescia. Palla per Cuzzolino. Coco dentro per Rescia che prova ad alzarsi il pallone. Arriva Nicolodi, arriva Calderolli, finisce giù Ossico che si guadagna il fischio dell'arbitro con la Feldi che stava ripartendo. Rivediamolo. Il primo intervento era regolare di Calderolli, poi è andato a colpire da dietro praticamente Ossico. Fallo che ci sta. Adesso batte questo calcio di punizione Cuzzolino. Tocco per Coco Wellington. Dalcin vuole rilanciare subito in avanti, lo fa su Patias. La controlla Patias che poi con una ruleta serve Calderolli. Attenzione al mancino intanto di Marinovic, non si lascia sorprendere Tondi, siamo già dall'altro lato. Coco Wellington lo chiude Braga. Calderolli prova ad autolanciarsi Braga, è più veloce Cuzzolino che fa su il pallone e serve Tondi che però non ha capito le intenzioni del compagno e non riesce ad arrivare su questo passaggio. Time out mister Paniccia. 6:12 al termine, conduce per 4-3 la Feldi grazie al gol di un minuto fa di Ale Patias. Vengono preparate le magliette da portiere sulla panchina dell'L84. Non credo userà subito questa soluzione Paniccia, infatti a rientrare in campo c'è anche Tondi, ma tra qualche minuto, nel caso in cui il punteggio fosse ancora questo, sicuramente proverà questa soluzione mister Paniccia. Time out, errore mio che ha chiamato Samperi e non Paniccia. Riprende adesso il gioco, non controlla Galliani sul passaggio di Dalcin, quindi eventualmente anche il time out Paniccia. Quando vorrà inserire il portiere in movimento già si sono viste le maglie bianche lei sulla panchina dei piemontesi. Attenzione alla Feldi con il tiro di Galliani che prima mette a sedere Tondi ma salva sulla linea di porta Cuzzolino. Vicinissima la Feldi al gol del 5-3 con Galliani che è stato prima bravo a mettere a sedere Tondi, poi ha calciato con troppa leggerezza col destro con Cuzzolino che è riuscito a salvare. Riceve Marinovic. Dalcin, Nicolodi. Marinovic in avanti nella zona dove c'è il solo Rescia. Coco Wellington. Cuzzolino. Tiro deviato da Marinovic, rimessa laterale all'84. E lo inserisce adesso
il portiere di movimento Paniccia. A 5:23 dal termine è Ossico ad entrare in maglia bianca. Monito anche Montefalcone sulla panchina della Feldi. Strage di gialli questa sera alla Palasele. Tuli, power play L84. Ossico, Fortini, con calma l'L84, gira la palla sul perimetro. Cuzzolino, Ossico, Tuli, Fortini, Ossico pensa al destro, poi lo prova, riesce sul fondo, può battere velocemente dal Cin che si affida a Patias. Lancio lungo di Patias, Tuli anticipa Liberti, non è proprio rientrato in porta Tondi, allora risale il campo Ossico. Cuzzolino, Coco Wellington, Tuli, colpito Calderolli, Cuzzolino, Tuli, col destro Tuli, arriva in chiusura Fabrizio Calderolli, ancora Tuli ed ancora Calderolli a chiudere la rimessa dei Verdi, dice l'arbitro. Ossico, Coco, Cuzzolino, Fortini, Ossico, Tuli, ancora Tuli, adesso palla dentro, intercetto da parte di Liberti che non riesce a calciare verso la porta e tantomeno ad allontanare in maniera decisa. Ossico, ancora Cuzzolino, Coco, prova la palla dentro, Mamura Marinovic, adesso con spazio Ossico dal Cenna, poi Calderolli la butta fuori, ma pallone era stato deviato da Coco Wellington nettamente. L'arbitro che segna la rimessa all'L84. E infatti adesso si corregge il signor Pezzuto, che era davvero evidente il tocco di Coco Wellington. Dovuto correggere la sua chiamata il secondo arbitro dall'altro lato del campo. Adesso vuole il time out Paniccia. 2:29 al termine dell'incontro, conduce per 4-3 la Feldi. Portiere di movimento in questi primi 2 minuti e mezzo non ha creato difficoltà. Allora adesso Paniccia vuole spiegare
ancora meglio i movimenti da fare i propri giocatori nel time out. Sono la sirena, rientrano in campo le due squadre, col gioco che riprenderà, credo, la rimessa dal fondo per l'L84, invece dovrebbe essere laterale, infatti è laterale. Resta in pressione la Feldi. Coco Wellington. Fortini non riesce a tenere il pallone in campo, deve rientrare Tondi in porta per l'L84. Liberti per Dalcin, avanza Dalcin, supera anche la metà campo, poi la alza per Calderolli, stop di petto, arriva in chiusura Cuzzolino, poi carambola che premia Calderolli. Calderolli la alza verso Patias, finisce in out questo pallone di Calderolli. Cuzzolino, Fortini, recupera il pallone Marinovic, non c'è nessuno in porta e Patias sigla la sua tripletta a 2-0-1 dal termine dell'incontro, si porta sul +2 la Feldi. La tripletta di Ale Patias sul recupero palla vincente di Dario Marinovic. E adesso deve spingere ancora di più l'L84 perché a 2 dal termine sono 2 adesso i gol da recuperare. Tuli, Cuzzolino, Coco dentro, non c'è nessuno sul secondo palo dell'L84. Lancio lungo di Dalcin, col petto Patias, prova a superare Cuzzolino, arriva Tondi, Fortini, Ossico, calcia addosso a Calderolli, Ossico, Coco Wellington, calcia male, la tiene Dalcin, la porta è vuota, calcia Dalcin, non inquadra lo specchio della porta, il portiere e capitano della Feldi. Il pallone della Feldi, perché Dalcin ha battuto il fondo coi piedi e non con le mani. Si spiegano adesso gli arbitri con i giocatori dell'L84. Adesso lancia lungo con le mani Dalcin, direttamente tra le mani dell'altro portiere Tondi. Tuli perde il pallone, ora Calderolli, salva Cuzzolino, riparte Ossico, Tuli, Coco, Ossico, calcia male col piede sinistro, Dalcin vicino per Calderolli che va in avanti, anticipo netto di Cuzzolino, allora Tuli, Cuzzolino col pallonetto, poteva fare di più il 17 dell'L84 con Dalcin che è rimasto in piedi. 39 secondi al termine. Tuli, Ossico,
Il tiro di Tuli, salva dal Cenna. Ossico. Tuli. Palla dentro. Finisce sul fondo. Liberty. L'indietro da Calderoli, tocco per Marinovic. Scorre il cronometro. E finisce così. Una splendida partita tra Feldi Eboli e L84. 5-3 per i rossoblù, che chiudono al meglio un 2023 da incorniciare, che ha visto la squadra del patron Di Domenico e di mister Salvo Samperi trionfare, vincendo prima lo scudetto, poi la Supercoppa italiana. Si salutano le due squadre al centro del campo. Restate con noi, a breve le interviste ai protagonisti del match. Subito con noi mister Salvo Samperi. Si può dire che questo 2023, questa stagione 2023-2024 è praticamente iniziata con l'L84 e questa prima parte è terminata con l'L84. Due vittorie nei confronti di una squadra fortissima. Mister, questa sera sempre in vantaggio, può dirsi orgoglioso della prestazione dei suoi ragazzi? Sì, no, i ragazzi oggi hanno fatto veramente una grande partita, sia in attacco e sia in difesa, soprattutto nella seconda parte della partita siamo stati molto intelligenti a gestire quel vantaggio. È chiaro che dobbiamo evitare dei gol che potevano costarci la partita, però la prestazione della squadra è veramente di alto livello oggi. Mister, alla fine degli anni si fanno sempre dei bilanci, si pensa a quello che è stato e a quello che poi sarà. Un 2023 sicuramente da incorniciare per questa Feldi, che ha chiuso quest'oggi con una vittoria. Io le chiedo un piccolo commento su quello che è stato per lei questo 2023 e cosa si aspetta da questa squadra nell'anno che sarà. Guarda, il 2023 è stato bellissimo, emozionante, ci ha regalato dei successi veramente unici, perché vincere scudetto, Supercoppa, 2 Champions League sono tanta roba per noi e sono anche delle emozioni che abbiamo vissuto tutti assieme in maniera intensa, quindi speriamo di poterci ripetere nel 2024, però è stato il 2023 un anno troppo bello, troppo emozionante, che secondo me rimarrà nei nostri cuori per sempre. Grazie mister Samperi, l'appuntamento è per il 2024, restate ancora con noi.
Con noi Ale Patias, è arrivata una vittoria questa sera contro l'L84 nell'ultima partita di questo 2023. Non era facile giocare contro una squadra forte come quella dei piemontesi, seconda in classifica. Come giudichi la prestazione di questa Feldi questa sera? Una vittoria, una grande vittoria direi, importantissima contro una grande squadra. Dicevamo nello spogliatoio che abbiamo perso troppi punti in casa e oggi era un'altra prova di forza dopo due risultati di fila e siamo riusciti in una partita molto difficile, sempre tirata, pareggiata, alla fine prendere 3 gol di scatto mi sa e vincerla. Siamo nella parte sopra come ti avevo detto, però la cosa più importante è continuare per la striscia positiva, chiudere questo 2023 con una vittoria contro una grande squadra e speriamo nel 2024 continuare su questi risultati positivi che è quello che vogliamo. Stasera hai aiutato la squadra con 3 gol. Quello che è il tuo pane quotidiano, dicevi nell'intervista prepartita che era una di quelle cose che ti auguravi per il 2024, invece hai iniziato diciamo da qualche giorno prima. Quanto sei contento di questa tripletta? Sì, sono molto contento principalmente perché finisco la partita senza stanco, però nessun dolore particolare. Infatti mio papà e qualcun altro mi ha inviato un messaggio oggi chiedendo se giocavo e come stavo. E ultimamente io dicevo sempre non so come andrà perché ho qualche problema fisico, spero di riuscire a giocare. Oggi ho detto senza dolore sto, fisicamente devo migliorare ancora tanto, però spero di cominciare a giocare senza dolore, finire senza dolore e continuare così come avevo detto nell'intervista precedente. E questo è l'obiettivo per il 2024, sono contentissimo per i gol e principalmente aiutare la squadra a conquistare i 3 punti. Grazie mille ad Alessandro Patias e complimenti. Allora per questa sera e per questo 2023 è davvero tutto. Carmine Fine vi saluta e vi ringrazia e vi augura un buon anno.